Questo è un errore grave, medico. Questo è un paziente che ci aveva mandato una richiesta, aveva fatto tutti i denti incollati sugli impianti, guarda la tonnellata di titanio che è stato messo, viti da legno sparate nell'osso, viti addirittura che toccano tra di loro, con tutte zone di infezione attorno. Sto paziente era andato, questa è la zona dell'osso, vedi? Che è rimasta attorno agli impianti. È andato da un dentista che gli ha sparato una quantità enorme di titanio dentro alle mascelle, ma gli aveva già messo una protesi che non calzava, incollata sopra gli impianti. Questo è un modo arcaico, diciamo, antico di fare i denti, dove invece di metterti i denti avvitati, ti metto una serie di viti nell'osso e ti incollo sopra i denti. A un certo punto è talmente storta la protesi che neanche calzava. Guarda lo spazio che c'è qua c'è spazio tra questo impianto e la protesi, tant'è che la protesi risulta essere staccata, qua che ci entra la saliva con i batteri, che fanno da ricettacolo batterico nella bocca. In più ha dovuto tagliare la protesi qua, è stata tagliata perché non calzava. Per farla entrare l'ha tagliata in due pezzi e ha incollato prima un pezzo e poi l'altro pezzo. È un lavoro molto approssimativo. E quello che succede è che la protesi, non sigillando sugli impianti, entra la saliva, scioglie il cemento, la colla, e si sostituisce la saliva con i batteri nello spazio dove prima c'era il cemento. Questo fa cambiare il microclima batterico. Il problema inizia là, tra la protesi incollata sull'impianto dentale e la gengiva. A un certo punto i batteri scaricano le loro tossine che fanno irritare l'osso e l'osso si ritira. I batteri iniziano a colonizzare gli impianti dentali. Quello che succede, il paziente voleva risparmiare, probabilmente sarà andato forse anche dallo stesso dentista, arrabbiato dopo che io gli ho detto che era un lavoro da buttare, da rifare. Probabilmente per non fare brutta figura il dentista gli ha tolto quelli più gravi, gli ha tolto gli impianti più gravi, ha tolto qualche impianto qua, qualcheduno qua, ok, e questi qua sopra, e ha messo dei nuovi pilastri. Un nuovo impianto l'ha messo qua, altri impianti nuovi li ha messi qua, uno l'ha messo qua. Ha tenuto parte delle infezioni, ok, e ha rincollato sopra una nuova protesi, stavolta in plastica. Noti che qua si vedono le strutture metalliche, qua si vede una struttura lineare, ma poi sopra c'è i denti in plastica. L'infezione va avanti e sta continuando a perdere osso, ma fai attenzione perché a un certo punto ti faccio vedere, qua c'è il nervo mandibolare, ok? Questo è il profilo dell'osso. Se prima avevamo qualche chance, e qua c'è l'altro nervo mandibolare, se prima avevamo qualche chance qua di sfruttare una zona di osso maggiore per mettere nuove viti, nuovi impianti, magari angolati, qua ce la stiamo giocando perché la zona dove prima potevo mettere qualche impianto qua sta aumentando l'infezione e tutto quello che sto andando a perdere, soprattutto anche qui dietro. Quindi sta facendo dalla padella alla brace. Ha sparato degli impianti pterigoidei messi qua nelle zone posteriori dove era rimasto un po' di osso, ma ha lasciato nella bocca degli impianti con delle infezioni. Andato evidentemente da qualche altro dentista che gli ha detto guarda che qua non è da togliere qualche impianto, qua è da togliere tutti gli impianti. Al che riscrive il dottor Palmas, ci ricontatta, dottor Palmas gli ribadisce quello che gli aveva detto prima, che vanno tolti tutti gli impianti, non è questione di tamponare. Nota che comunque ha rifatto un intervento, un secondo intervento, rifatto altre protesi, un'altra volta ha speso soldi e si è sottoposto a un nuovo intervento, quindi nuovo stress fisico, ma la situazione sta peggiorando.
Tutto per non aver adottato un protocollo internazionale corretto all'inizio e dopo, quando si sono verificati i problemi, non ha cambiato approccio, ma ha continuato a perseverare cercando di tappare i buchi, cercando di risolvere in maniera approssimativa il suo problema. Non ha messo la masticazione, non ha tolto le infezioni, ha semplicemente comprato degli altri impianti dentali e delle protesi, tra l'altro una corta e una grande, nuove, da incollare ancora una volta sopra le infezioni. Io sono Dottor Palmas e questa era un'altra storia di orrori dentali o errori medici nell'ambito odontoiatrico. Un saluto.